E torniamo al dibattito sulla destinazione dell'area ex caserma Cimberle Ferrari. Oggi sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Nicola Finco. Il cantiere si ferma, il dibattito si apre. Col fallimento dell'Adico, lo stop forzato dei lavori per il polo museale Santa Chiara ha acceso la discussione. Bassano ha davvero bisogno di un altro museo quando ne esiste già uno, ma manca per esempio un teatro? Voci che iniziano a girare anche dalle parti di via Matteotti, si tratti di ambienti vicini alla maggioranza o all'opposizione. A Bassano da troppi anni manca un teatro. Abbiamo un museo che purtroppo da troppi anni è in perdita. Il teatro è una necessità e secondo me l'amministrazione farebbe bene a prendere in seria considerazione questa opportunità. Un centro storico e il ragionamento non si salva solo rivitalizzando il commercio, occorre renderlo attrattivo attraverso un'offerta a 360 gradi. In questo senso che l'ottava città del Veneto non possieda un teatro rappresenta per Finco un piccolo scandalo. Uno scandalo che da tanti anni si sa, però che mai nessuno ha avuto il coraggio di affrontare. Durante la campagna elettorale tutti hanno proposto delle soluzioni, ormai sono passati 6 mesi, la luna di miele è finita, però di fatti concreti ad oggi non ne abbiamo ancora visti. E anche il nostro TG Linea Aperta